centro con Nicola Puccinelli subito per Raffaelli, ancora Puccinelli che poi va giù. Vediamo cosa decide il direttore di gara Fabio Veluti. Danna riparte il centro, si va da Raffaelli, finta il tiro, poi va da Muglia, Bomber Muglia, 20:33. Alla fine della prima frazione arriva il gol di Bomber Muglia. Roy. Sì, per dire che chiaramente il 2-0 del centro era giusto, perché a 0,26 secondi dall'inizio Raffaelli, mentre noi ci si organizzava per entrare in diretta, aveva portato il gol del vantaggio e poi Muglia aveva realizzato il 2-0 e ora c'è il 2-1 della formazione del Prato con Muglia. La porta, gol! Samuele Muglia, 10:05. Gira dietro la porta e la mette dentro. Buono con Gomez, attento, Danna, gol! Romeo Danna, il capitano, 9:20. Riparte Samuele Muglia, scarica per Danna, si ferma, ragiona per la gran conclusione di Alex Raffaelli che trova la doppietta a 5:58. Veramente la pallina ritorna in avanti, la dà Muglia ed è il gol ancora del bomber bianconero Samuele Muglia, ma l'assist al bacio di Niccolò Puccinelli a giudicarsi i risultati. C'è il gol ancora di Alex Raffaelli, che ormai la squadra viareggina è in un momento estremamente di grazia. Con Barbani, bella l'azione di Barbani, ma poi c'è il fallo, molto probabilmente lo ha commesso Andrea Balestreri sul dischetto contro Pablo Gomez a 1:56 dalla fine del primo tempo. Eccolo qua, Lorenzo Mugnai è pronto, ci siamo. Gomez dice di no. La sfortuna l'anno scorso chiaramente della retrocessione, e cioè il gol di Romeo Danna, lo aveva inseguito nel corso del primo tempo ancora e lo ha trovato anche con questa conclusione davvero al volo molto bella, al 23:19 il capitano. Per la prima squadra, insomma, i risultati ci sono e il centro dimostra. Intanto gran gol di Muglia, con l'alza e schiaccia a 22:12. Il bomber non si ferma mai. Occasioni anche fuori sugli spalti per portare il sostegno. Ancora Raffaelli, grande gol, gli aveva chiamato il quarto gol Daniele e Alex Muglia. Ormai queste sono le prove. Eccolo Romeo! Ancora Romeo che segna. Ormai si trovano quasi a occhi chiusi questi giocatori del Centro Giovani Calciatori, anche la panchina applaude. Bernardini non ha ancora deciso questi avvicendamenti e c'è il gol che subisce Emiliano Torre con Andrea Santoro, che ha fatto partire una conclusione potente. 4, pallina fuori da, e poi arriva il gol di Baldesi, il bomber Baldesi, al portiere bianconero di trovare il gol. Palla per, eccolo là, Andrea Balistreri, 2:33. È arrivata la fine di questa partita che dice che il Centro Giovani Calciatori ha vinto per 12-3 con 4 gol ciascuno di Alex Raffaelli e Samuele Muglia, con tripletta di Romeo Danna, gol singolo di Balistrieri, mentre nel Prato doppietta di Baldesi e rete singola di Santoro.